crudeli, no? Eccoci pronti per una puntata tutta al femminile per quanto riguarda le ospiti di Trieste in diretta, nel senso che nella seconda parte saremo insieme a Bruna Scaggiante, che è la coordinatrice per il Friuli Venezia Giulia della LID, e a Laura Samani, che è regista. Ah, ho spento? Ecco, allora. Sì, come diceva Totò, col microfono, parafrasando, col microfono è meglio, col microfono acceso è meglio, nel senso che dicevo che questa puntata di Trieste in diretta, che incomincia con un contributo per un'altra nostra trasmissione, è tutta al femminile per quanto riguarda gli ospiti. Nella seconda parte avremo Bruna Scaggiante, che è la coordinatrice regionale della LILT, e Laura Samani, che è regista, ha vinto anche un Davide Donatello per la migliore opera prima. Parleremo di Trattati bene, una cosa che ha a che fare con la prevenzione. Nella prima parte siamo invece in compagnia di Paola Ramella, che è vicepresidente della ginnastica triestina. Buongiorno. Che ringrazio per essere tornata nei nostri studi, e finalmente posso intervistare Barbara Della Polla, perché noi ci conosciamo da tanto tempo, però per una roba o per l'altra non siamo mai riusciti a... No, ma no, mi ha intervistato sì, un paio di volte. ma non qua però. Non qua. Anche se venivo nella vecchia sede di Telequattro. Ah, ok. Con loro parleremo di fiabe, nel senso che è in atto alla ginnastica triestina un piccolo ciclo che si chiama Pomeriggio a teatro con la ginnastica triestina. Già c'è stato un appuntamento e ce ne sono ancora due, uno domenica 28 gennaio e uno il 3 marzo, che se non sbaglio è anche una domenica. Abbiamo scelto sì. Le domeniche. E allora, intanto con Paola Ramella parliamo un po' dell'iniziativa in generale, che si inserisce in un percorso diciamo di diversificazione della ginnastica triestina. Intanto vi porto i saluti del nostro presidente Massimo Varrecchia, e noi siamo qui appunto per parlare di quelli che la ginnastica triestina crea come eventi culturali. Sappiamo che l'abbiamo ormai acquisito da tempo la Sala Rovis, che è a tutti gli effetti una sala teatrale, e già l'altro anno abbiamo cominciato proprio l'utilizzo della sala non solo a fini di presentazioni o di solo musicali, ma abbiamo proprio intrapreso un piccolo percorso con la collaborazione col Teatro Rossetti e i Piccoli di Podrecca, e cui sempre è protagonista centrale Barbara Della Polla. Abbiamo fatto una stagione alla Sala Rovis. Questa cosa del teatro alla ginnastica triestina ci è piaciuta molto, un'attività che spinge nella direzione a cui tiene la presidenza della ginnastica triestina, di creare quindi non solo un luogo di aggregazione giovanile, sportiva, ma anche di giustamente riempire anche da un punto di vista delle attrattivi culturali la sede attraverso nuovi appuntamenti che generano incontri, che generano curiosità e che vanno dai libri alla musica, anche alle semplici attività ricreative, come possono essere le feste, di cui magari poi spero di poter parlare in chiusura, ma soprattutto in quella che è la più importante arte che si riesce a creare in una sala come quella che abbiamo, che è quella teatrale vera e propria, e l'attenzione è rivolta ai più piccoli in questo caso, ma non solo, direbbe probabilmente. Diciamo la verità, ormai quasi tutte le realtà cittadine, anche quelle più storiche, quelle che magari sono più radicate in un determinato settore della città, c'è questa apertura all'altro, no? Ad altre iniziative, ad altre attività, che un po' una caratteristica sempre più comune per certi aspetti. Sì, c'è anche da dire però che la città di Trieste è un terreno fertile per queste iniziative, perché il triestino in generale è un grande amante delle stagioni teatrali e a tutti i livelli come dire, si incuriosisce e riempie le sale. E quindi noi questa bella sala, la Sala Rovis, l'abbiamo dedicata a questa iniziativa di fiabe. Ecco, adesso in questo, nessun problema, stavolta no, è a posto. Okay. In questo momento
per tutta una serie di ragioni che per certi aspetti fuggono, cioè esulano dalla mia capacità di concentrarmi. Parlare di fiabe sta diventando un problema, no? Perché c'è questa rilettura, vabbè, ma è inutile affrontarlo da quel punto di vista. Ma si potrebbe affrontare anche da questo punto di vista, secondo me. La fiaba, credo che andare a fondo nella lettura delle fiabe, quindi entrare nell'origine della fiaba, non ci porrebbe tante questioni come quelle che vengono fuori adesso, l'interpretazione, dobbiamo togliere questo, la principessa non si può sposare. In fondo a me hanno raccontato tante favole, le ho lette anche molto volentieri, in fondo non ho mai voluto essere una principessa, anche se credo di esserlo nell'anima. Cioè nel senso che ho un po' quest'aria ogni tanto così principesca, ma credo che la fiaba, se andiamo ad esempio a leggere le fiabe di Calvino, no? Tutte quelle fiabe popolari, in fondo ti insegnano la vita, e la vita è fatta di bellezza, dolcezza, crudeltà. In fondo anche nelle fiabe quelle così crudeli, la punizione, che oggi diremmo è vero, non bisogna punire i bambini, questo sicuramente, però fa parte di un ciclo, oppure entrare nella foresta, dover, no? Tutte queste cose, la fiaba ti insegna un sacco di cose, bisogna un po', bisogna leggere ancora tanto, sempre. No, discutevamo prima, no? Poi dopo parliamo degli spettacoli, però discutevamo prima di come tutto sommato si raccontino meno fiabe. E si inventi, forse magari non è, però si inventino anche meno fiabe, no? Perché poi ci sono le fiabe storiche, quelle che tutti quanti noi conosciamo, però poi è anche bello se un genitore, se un nonno, uno zio, anche col figlio, col nipote, si inventa delle cose. Insomma. Ma difatti guarda, quando mi è stato chiesto in maniera anche un po' così piccola e bella, pensiamo a delle fiabe da raccontare nella Sala Rovis, mi è piaciuto perché sì, me l'ha chiesto il presidente della ginnastica Massimo Varecchia, ma me l'ha chiesto come il papà che porta a teatro la figlia, ad ascoltare delle storie e che probabilmente anche gliele racconta, no? E questa secondo me è la cosa più bella, perché vuol dire che non lasci il bambino, ma non lasci neanche l'adulto da solo, perché le fiabe le possiamo raccontare anche ad un adulto, no? Questa è la cosa bella, cioè narriamo. E anche questa è la cosa bella dell'andare a teatro, o forse di quel teatro intimo. Beh, adesso per dire un esempio di tutto ciò, a livelli, poi si può anche discutere, però lo spettacolo di Isabella Rossellini al Rossetti lo scorso weekend, fondamentalmente è anche questo, il piacere che ha una persona di raccontare quello che conosce, di raccontarlo in maniera, devo dire la verità, con una leggerezza notevole, col sorriso, eccetera, e per certi aspetti anche il piacere di chi stava in platea di lasciarsi per un'oretta e 20, quanto è durato, trasportare in qualche cosa che era quasi impalpabile, ma che comunque alla fine è piaciuto, insomma. Perché certo, beh, questo è il fascino del teatro, è il fascino degli attori e delle attrici che alla fine narrano storie, no? Narriamo storie, poi possiamo utilizzare delle tecniche diverse, come appunto non sono solo marionettista, perché di spettacoli anche come attrice ne ho fatti diversi, però narriamo delle storie e utilizziamo delle tecniche, possiamo utilizzare il teatro di narrazione, possiamo utilizzare il teatro di figura, narriamo delle storie e apriamo mondi, io dico, al meravigliante, no? A questo serve un po'. E sicuramente l'atmosfera che c'è stata durante lo spettacolo di Isabella Rossellini a Rossetti è una buona intuizione da portare in questa sede, perché l'idea del teatro quasi come un salotto fra amici, e che è la stessa sensazione che alla Sala Rovis con questi spettacoli per i bambini, è anche l'idea di portare i bambini a teatro, cioè, ma non con una poltrona che è troppo grande per loro, per cui devono avere il cuscino, per cui non capiscono, per cui gli orari anche non sono quelli giusti per loro, ma proprio un teatro creato
perché loro siano nella dimensione giusta, adatta a loro. Tra l'altro proprio domenica, allora così entriamo Certo. nel vivo, inizia alle ore 17, lo spettacolo si chiama Le bambole raccontano ed è uno spettacolo che proprio ti vede anche Sì. autrice e protagonista. Sì, sì, è uno spettacolo che ho creato un po' di anni fa per il Teatro di Roma e per il circuito biblioteche della capitale. Mi avevano chiesto un progetto che in realtà partiva da Maria Lai, insomma, ma adesso non entriamo dentro ai tanti fili dei progetti e quando mi hanno chiesto di lavorare alla narrazione, la prima cosa, e parto sempre di solito da un'immagine, no? Mi è venuto in mente che da piccola con mia nonna avevo creato una bambolina di stoffa, poi lei me l'aveva fatta ricamare, io odiavo ricamare, però è stata la mia compagna, o il mio compagno, non lo so, perché poi alla fine è una bambola molto... che mi ha accompagnata a scuola il mio primo giorno di scuola, 1° ottobre 1968, quindi io Perché poi... noi eravamo i remigini. Esatto, quindi questa bambola mi ha accompagnata per un po' di tempo e io la chiamo 68. E quindi è un po', dico, una bambola rivoluzionaria, così, ed è un po' quello che sono stata anch'io, no? Un po' contestataria ogni tanto, anche se ero molto timida. Comunque sono partita da questa bambola e ho pensato, beh, che cosa posso farle fare a teatro? Beh, intanto posso narrare un po' la sua storia, posso immaginare quali erano le fiabe che mi raccontavano quando ero piccola e vorrei che anche adulti e bambini, di solito non penso mai a uno spettacolo per bambini, Sì, penso a no. uno spettacolo, come diceva Vittorio Podrecca, dai 3 ai 93, quindi deve un po' piacere a tutti, no? Devono tutti stare assieme al gioco del meravigliante. Il teatro è questo, meravigliante. E quindi man mano li accompagniamo a farsi la propria bambola, ci sono tutti gli elementi che usiamo in scena, servono poi per fare la bambola e quindi ognuno se la può portare a casa e inventare altre storie, raccontare quello che ha visto a teatro, oppure andare a spulciare chi era Pollicino, chi era Cenerentola, chi era Biancaneve, o scoprire che si possono parlare anche altre lingue. Un pezzettino dello spettacolo c'è una canzone in danese, chissà perché. Vabbè. No, vabbè, allora quando l'ho fatto a Roma ero io, ma c'erano anche altre persone con me. Questa volta lavoro con delle attrici nuove, che nella fattispecie sono Roberta Colaccino e Gaia Mencagli. E quindi su di loro stiamo provando in questi giorni, riprovando, su di loro stiamo imbastendo nuovamente queste bambole raccontano. Ma Quindi niente è uguale a prima, tutto è in evoluzione. Ma poi anche mi pare di capire che i bambini saranno anche chiamati a costruire delle bambole che potranno portarsi a casa. Certo, se le portano a casa, così dopo tu li inviti qui a Tele4 e ti raccontano Mi loro portano delle le, storie. portano le bambole. E si fa, e non c'è differenza, cioè, allora, quando ero piccola il migliore amico di mio papà, che era un capitano di nave, quando tornava a Trieste quei 3 mesi ci portava in Piazza Unità, a me e a mia sorella, e lui ci guardava, seduto sotto dove si fa l'ammaina bandiera, tirava fuori da una busta i ferri e la lana e faceva, così mi rilasso. Quindi secondo me è una cosa che fanno tutti, no? E quindi sono gli adulti che aiutano i bambini, si usa il filo per costruirsi la bambola, non si usa la colla, non si usano pennarelli, usiamo un altro materiale, stoffa, fili e aghi tondi. Quello che si dice la vecchia tradizione, insomma. Sì, Io avevo però anche una... sai che la vecchia tradizione ha delle cose bellissime. Sì. Bellissime. Io non so cucire, però faccio delle cose Per molto esempio, belle. io mi ricordo quando ero bambino, io stavo molto spesso, avendo la fortuna di abitare in un posto che era protetto, quindi noi potevamo scatenarci in corte, come si diceva, però mi ricordo che una delle cose più divertenti che io facevo,
soprattutto quando d'inverno non si poteva scendere in strada, era giocare con, poi non so se esistono ancora perché io non li vedo più, i bambolotti di gomma, adesso non so come si chiamano, quelli che se li strizzavi facevano anche un rumore. Beh, Io ne avevo... allora io ho giocato con delle cose che erano fatte di carta. Erano delle figurine, le sagomine di carta, gli mettevi i vestiti, li portavi. sì, Però forse. poi a me le bambole sinceramente non mi sono mai piaciute, quelle cose bambola. Mi piacevano queste cose perché si fa assieme. Questa cosa di fare con la madre, il padre, la nonna, lo zio, un adulto, costruisci delle cose assieme. Mia nipote quando era piccola faceva delle cose meravigliose. E tutti i bambini, no? Ma io ero da solo, con- figuriamoci se mia mamma mi dava una mano in questo, però mi divertivo tantissimo. Questo dunque è alle ore 17 del 28 gennaio, quindi di domenica prossima, tra 4 giorni. L'appuntamento successivo è un po' più in là, appunto il 3 marzo. Il 3 E marzo. questo invece è teatro di oggetti e narrazione. Un teatro di oggetti e narrazione, l'artista, attore, pittore, narratore Antonio Catalano arriva da Asti e sì, lui fa veramente delle cose meravigliose. Adesso qui in regione c'è una sua personale, non mi chiedere il paese perché non mi ricordo. E quindi ho approfittato del fatto che per 3 mesi più o meno gira in regione e gli ho chiesto di regalarci un suo... La Biblioteca delle Meraviglie si chiama. Sì, è vero. Giusto? Ho detto sì, giusto? Sì, corretto. E le storie partono da... lui, Antonio Tonino Catalano, riesce a raccontare una fiaba partendo da una foglia. Ed è un incantatore, non di serpenti però. Come si fa? Poi magari lo ripetiamo anche. Bisogna acquistare un biglietto? Come funziona da quel I punto di biglietti vista? sono in vendita su Ticket Point. Ok, quindi... Sì. O se no lì... O direttamente anche all'entrata della ginnastica Quindi Triestina. anche se decidete tipo alle 4 del pomeriggio di andare, potete andare, perché insomma potete acquistare il biglietto anche là. Si discuteva, no, di come sia importante, mettiamolo così, trattare i bambini, trattare i più piccoli con la stessa dignità con cui allo stesso modo in cui si trattano le persone adulte, no? Soprattutto nel mondo dello spettacolo e anche nel mondo del disegno, no? Francamente, cioè non è che bisogna concepire le cose esclusivamente per i bambini, perché questi ti sgamano immediatamente, no? Non c'è... Sì, io ho avuto molti anni di approccio con le mie attività di corsi di disegno e fumetto con centinaia e centinaia di bambini e sono arrivata poi a una grande conclusione che il bambino le cose vanno semplificate e non mistificate. Sì. Il grande rispetto che si deve avere della loro intelligenza è quello di utilizzare degli elementi che loro sono in grado di mettere assieme, perché in quel momento comunque gli elementi che hanno a disposizione sono diversi da quelli di un adulto, e con quelli costruire la cosa più semplice, più adatta a spiegare anche cose molto, molto grandi, molto impegnative, sia da un punto di vista pratico ma anche da un punto di vista proprio esistenziale, come sanno fare le fiabe. In fin dei conti le fiabe fanno questo, utilizzano elementi facili per il bambino da capire, da conoscere, che lui ha già immagazzinato, ma gli spiegano dei grandi misteri e dei grandi, come dire, tormenti che poi nella loro vita futura dovranno affrontare e straordinariamente a chi sono state raccontate tante fiabe, quegli elementi veramente tornano in mano nella vita come delle buone carte da giocare, quando poi nel destino ognuno di noi segue varie vicissitudini, diciamo. E immagino che per teatro e mondo dello spettacolo questo è
ancora più amplificato sotto certi aspetti. Sì, devo dire la verità. Allora, io ho lavorato anche tanto in quello che si veniva chiamato teatro ragazzi, no? Lavoravo al Teatro del Buratto a Milano e devo dire che gli spettacoli erano sì dedicati al mondo dell'infanzia, chiamiamola così, ma non erano esclusivi, no? Sì. Quindi ci sono vari livelli di lettura in uno spettacolo. E quindi un bambino a volte può andare anche a vedere Shakespeare se ha un buon livello visuale, c'è tutto il teatro ti permette siccome dentro ci sono tutte le arti, e quindi io non amo gli spettacoli dove ad esempio ormai non si fanno quasi più, ma dove si fa il verso al bambino, perché il bambino coglie subito se sei sincero, Io mi ricordo, no, in quello che stai facendo. E tra l'altro questo vale anche per determinati film, no? Nel senso che poi ci sono come dire, dei bambini che possono andare a vedere anche dei film, diciamo, per adulti, e poi, come posso dire, tirano fuori come dire, una maturità e anche un certo cinismo sotto certi aspetti che per certi versi pure li difende. Io mi ricordo, l'ho già raccontato una volta, rapidissimo come aneddoto, una volta era il 1976, questo non è che me lo ricordo, ma ho ricostruito per via dell'uscita del film, che è King Kong, quello con Jessica Lange, e noi era un film che non era vietato ai minori di 14 anni, però insomma con noi venne a vederla la sorella di un nostro amico che aveva 4 anni meno di me, quindi io ne avevo 12 e lei ne aveva 8. E allora mi incaricarono, si vede che già forse si capiva che il cinema era materia mia, mi dice guarda, spiegale che lo scimmione è finto, che non deve aver paura. Allora io la presi in disparte e gli dico guarda, adesso andiamo a vedere questo film, non aver paura, e nel momento stesso in cui lei mi fermò e mi disse guarda che so che è finto. Quindi voglio dire, no, sì, certo, hanno certo. questa intuizione, che ne so, insomma. È Diciamo bellissimo che, averci a che fare sì, anche. sono due tecniche completamente diverse, no? Il teatro è il qui e ora, Sì, quindi che è quello che sì. succede, sta succedendo in quel momento, si spengono le luci, il cinema ha ancora un altro Sì, livello. sì, è diverso, è diverso. Però ecco, quello che io trovo tra adulto e bambino c'è bisogno della narrazione orale, no? E quindi questa cosa te la dà il teatro. Sì, il Ti cinema è diverso. permette Sì, no, sono completamente d'accordo. o come quando il bambino per addormentarlo gli racconti una storia, il bambino a volte pretende che tu gliela racconti sempre nello stesso modo. Insegnargli che c'è un altro modo di interpretare è bellissimo. Ad esempio il primo spettacolo che abbiamo fatto, che ho portato alla ginnastica, scritto da Alessandro Portelli, che in realtà non è un autore di fiabe per bambini, era un docente universitario, musicologo e uno dei più grandi raccoglitori di storia orale, è l'alter ego di Giovanna Marini, per dire, in scrittura. E quando lui ha 2 figli di più o meno 40 anni, e quando erano piccoli per addormentarli gli raccontava le sue storie, dove metteva dentro sì un po' di fiaba classica, ma soprattutto le cose che lui aveva raccolto nei vari suoi libri. A un certo punto un figlio gli fa: adesso basta papà, tipo a 8 anni, basta, adesso mi regali una macchina da scrivere e io voglio scrivere esattamente la storia. L'ha fatto. Questa cosa è rimasta nel cassetto per 30 anni. Il lockdown produce anche questo. Durante il Covid l'editore di Portelli, edizione Donzelli, ha detto: ma cosa facciamo? Facciamo qualcosa? Dai, tira fuori questa cosa che mi hai raccontato delle tue fiabe, e hanno pubblicato il libro, no? È bello perché c'è questo passaggio del bambino piccolo, oggi lo faremo ad un computer probabilmente, che trascrive. Sì. E quindi secondo me è una cosa bellissima. No, poi sono territori nei quali avventurarsi è rischioso per certi aspetti, proprio perché si tratta di un pubblico
che non ti perdona, appunto, non ti perdona nulla, ma oltremodo affascinante, insomma, perché entri in Sì, contatto ma va bene, con... insomma, voglio dire, non è che si va a teatro, tutto ci deve piacere per forza, Ah, beh, su questo poi è anche bello che ci sono delle critiche, delle cose le puoi eh, migliorare, no? E questo fa parte di questo io lavoro. io dico sempre che io vorrei vedere ogni tanto delle cose che mi indignano, ma non per... ma anche per capire che cosa significa indignarsi a Certo. teatro. Insomma, poi dopo, vabbè, questo ci porterebbe Comunque il piuttosto distante. 28, questa domenica alle 17 alla Ginnastica Triestina, Sala Rovis, le bambole raccontano. Oh, invece abbiamo ancora, perché l'orologio nostro interno è un po' birichino e non so quale fuso orario segua perché ogni tanto va avanti, abbiamo ancora 4 minuti, quindi possiamo accennare soltanto, poi dopo vedete, le marionette di Podrecca Sì. continuano, a che punto siamo, ecco, insomma. Noi speriamo sempre di sì che continuino, che abbiano sempre lunga vita, dopodiché, come ogni cosa, no? Però sì, penso di sì, continueranno, No, volevo certo. giusto perché io so delle cose, ma non si possono dire finché non si danno i nomi alle cose, questo mi è stato detto e quindi bisogna Certo. stare un pochettino così sulle sue. Però insomma, e tra l'altro leggevo ieri, per dire che cosa significano le marionette di Podrecca, perché delle volte bisogna fare degli esempi che hanno a che fare con... noi siamo sempre esterofili per certi aspetti, e stavo leggendo in questi giorni la Simone de Beauvoir, Memorie di una ragazza per bene, e a un certo punto dice: quella sera ero incerta se andare a vedere un film oppure se andare a vedere Podrecca, e il fatto stesso che dicesse se andare a vedere Podrecca significa che il pubblico di lettori di riferimento sapeva benissimo che cosa fosse Podrecca Certo. e quindi la dice lunga su Sì, quel patrimonio. diciamo che è un patrimonio che ha questa regione, che ha il Teatro Stabile, che possiede anche un po' Cividale, che è immenso, bellissimo, e io considero, cioè sono delle opere d'arte, no? Sì. È bene ancora che c'è qualcuno che li sappia muovere. E poi, allora, adesso possiamo invece, sì, perché mi sono dimenticato che c'è anche la pubblicità di mezzo, insomma. Allora, ricordiamo i prossimi appuntamenti. Il 28 di gennaio, quindi questa domenica alle ore 17, le bambole raccontano, con Barbara Della Polla, che è anche l'autrice. Ci saranno Roberta Colacino e Gaia Mencagli. E poi dopo, il 3 marzo, sempre alle ore 17, anche in questo caso una domenica, la Biblioteca delle Meraviglie di Econe Antonio Catalano. I biglietti si possono acquistare presso Ticket Point oppure anche il pomeriggio stesso dello spettacolo E soprattutto adesso che arriva il Carnevale, la ginnastica triestina, che è stata famosa in tutta la città per le sue meravigliose feste di Carnevale, farà ben 4 appuntamenti l'8 febbraio, il 9 febbraio, il 12 febbraio e il 13 febbraio, festa di Carnevale, sempre alla Sala Rovis. Anche questi biglietti che non si dimentichino di andare a prendere. Magari poi di quello parleremo Certo. anche per ricordarlo perché insomma è importante anche sottolineare queste cose, questo ritorno non è male per dire la verità. Grazie allora a Barbara Della Polla e a Paola Ramella per essere state con noi, buon lavoro ad entrambe. Grazie. Andiamo in pubblicità e poi cambiamo argomento. Vabbè. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta. Come annunciato siamo in compagnia di Bruna Scaggiante, che è la coordinatrice regionale della LILT, che è una nostra conoscenza insomma ormai acquisita e di casa, insomma. Ogni tanto quando non viene mi preoccupo, dico dov'è? E poi siamo in compagnia anche di Laura Samani, regista, premio Davide di Donatello per la migliore esordiente, credo un paio d'anni fa. L'anno scorso. Ah, l'anno scorso? Sì. Ah, pensavo... No, era il 2022.
2022. Sì. Anche perché con i premi poi c'è sempre questa cosa, il premio viene attribuito in un anno ma si riferisce a film realizzati nell'anno. Esatto. C'è tutto un caos, per dire la verità. Con le nostre ospiti parleremo, come dicevo prima, di un'iniziativa che, tanto per come dire, metterci, si chiama Trattati bene, perché l'accento, desumo, va sulla prima A. Non trattati bene, No. trattati bene, Trattati. ecco, dovete proprio, è un attentato alle nostre capacità di... Prima però, se la professoressa Scaggiante mi consente, volevo chiedere soltanto, io non posso, avendo una regista ospite, non fare una riflessione sul cinema italiano, insomma, Eccoci. Certo. perché insomma, la notizia della candidatura di Garrone all'Oscar con Io Capitano, che fra l'altro arriva a 10 anni dalla candidatura di La Grande Bellezza, poi c'è stato, credo, sempre Sorrentino candidato all'Oscar, è stata La Mano di Dio, Sì, se non mi sbaglio. ma ti direi una cosa sbagliata. Mi sembra di sì, io vado un po', in questo caso vado un po' a spanne, però insomma immagino che ci dica qualche cosa del... Beh, è una bellissima notizia. Tra l'altro nella troupe ci sono alcuni amici, quindi io sono proprio a livello personale contenta di questa candidatura, perché Stefano Ciammetti, che è il costumista del film, è un carissimo amico con cui ho studiato. Quindi allora, Sono come si dice, felicissima. finger cross fino al 10 di marzo. Oltretutto, adesso non per... mi pare che è una cinquina abbastanza abbordabile, perché non c'è un film favorito come magari negli altri anni si poteva individuare, vince questo, qui è tutto quanto aperto, insomma, ed è una buona cosa, insomma. Perché... Mi piace che mi parli di questa cosa come se fossi una critica, ma sono film molto validi e molto belli tutti Però quanti. non c'è quello che potrebbe essere l'arso pigliatutto, come quando c'era quel film giapponese che vinse l'anno è stata La Mano di Dio, tutti quanti dicevano, beh vabbè, non c'è storia perché vinse. Quindi quest'anno non mi pare che ci sia... Vabbè, lasciamo stare. Allora, che cos'è? Trattati bene. Scaggiante a questo punto, alterniamo nelle... Ok. Allora, Trattati Bene è un'iniziativa che è nata dalle giovani che hanno fondato, di cui fa parte Laura Samani, questo Breast Fast Club. E poi anche quello, Ecco, parliamo anche di quello. di cui ho come onore anche la spilletta, ecco, Socia onoraria. socia onoraria. Ed è un'iniziativa che a noi è molto cara come l'ILT, perché erano veramente anni che noi stavamo cercando di trovare un format e una forma di comunicazione che fosse attraente per sensibilizzare le giovani donne a che cosa? Fare prevenzione per il tumore al seno. Una prevenzione che ha anche una funzione educativa un po' più ampia, cioè quella di prendere confidenza con il proprio corpo e quindi, e in particolare con il proprio seno, che fa parte di quelle azioni, diciamo, naturali di prevenzione che tutti noi dovremmo avere nel corso della nostra vita. Iniziare già da giovani significa essere allenati a capire, diciamo, quali possono essere delle piccole differenze nel nostro corpo che possono indurci a magari riferirci ad un medico specialista, al nostro medico di fiducia, per confrontarci magari su qualche cosa un po' di strano che notiamo. Ma se non iniziamo a conoscerci non potremo mai capire questi piccoli segnali che sono molto importanti. Ma ripeto, soprattutto è diciamo un progetto del quale noi siamo onorati di far parte e di sostenere, perché è un progetto per noi bellissimo, fatto dai giovani per i giovani, e questo fa la differenza. Io l'ho sentito con le mie orecchie proprio nel modo di rivolgersi alle giovani generazioni, che è completamente diverso da quello che possiamo immaginare noi, in termini di efficacia del messaggio che vuoi veicolare. Quindi onorati, e poi onorati ancora di più, perché con una regista così famosa non potevamo sperare di meglio. Intanto, ecco, perché anche qui, che cos'è
breakfast, anche qui, ma proprio veramente... È un po' ci si impapera, no? Sì. Questo ti dà anche l'indice di quanto siamo nerd in qualche misura come collettivo, perché chiaramente è un gioco di parole che viene da Breakfast Club, Sì. ma breast in inglese vuol dire seno. Scusa, se ti interrompo, vedi come si sente la differenza di generazioni. Io avevo come riferimento tipo breakfast da Tiffany. No. Perché appartengo ad una generazione precedente, insomma, Okay. per cui quello è. Vabbè, diciamo appunto, è un collettivo che è nato un anno fa, qua in Friuli Venezia Giulia, e di cui fanno parte persone che, come me, lavorano nel mondo delle arti visive e della comunicazione. Alcune di noi hanno avuto l'esperienza proprio diretta di carcinoma mammario, che adesso mi collego a quello che stava dicendo anche Bruna riguardo al fatto di avere autocoscienza in qualche misura di quello che succede al corpo. In alcuni casi, appunto, all'interno di quello che poi si è costituito come collettivo, ci sono stati degli episodi di carcinoma mammario che sono stati individuati. Tutto il processo di riconoscimento è partito dall'autopalpazione, perché qua in regione, che è una regione virtuosa dal punto di vista dello screening, si comincia a 45 anni e su corpi biologicamente femminili. In altre regioni d'Italia si comincia a 50, quindi diciamo che fino a quel momento, a meno che non ci sia una forma a meno che non si sia attenzionate o attenzionati in base alla familiarità, è molto raro che si vada appunto a fare mammografia ed ecografia e che comunque si abbia contezza di quello che sta per succedere nel caso in cui debba succedere. Quindi noi abbiamo pensato di fare, in virtù del fatto che abbiamo riconosciuto quello che stava succedendo nel nostro corpo, grazie all'autopalpazione e all'ispezione anche visiva che si può fare, che è spiegata appunto all'interno di questa piccola brochure come guida illustrata all'autopalpazione, abbiamo pensato di restituire un po' della fortuna che abbiamo avuto anche nel percorso, a iniziare dall'individuazione del carcinoma, e di dire alle nostre pari e ai nostri pari, perché riguarda anche i corpi in misura ridotta, ma anche i corpi biologicamente maschili. Questa è una cosa che tendenzialmente non si sa, non se ne parla. Ci sono casi anche di gente conosciuta che ha avuto questo tipo di problemi. Sì. Quindi abbiamo pensato di restituire intanto un'informazione, una condivisione e l'invito a iniziare una buona pratica, visto che siamo a gennaio, si fanno sempre, almeno io li faccio, i propositi per l'anno nuovo. Abbiamo detto perché non cominciare anche questa cosa. Ecco, c'è questa brochure, adesso magari la metto a favore di telecamera, che vedete che è una brochure molto colorata, per dire la verità, e quindi anche d'effetto, se vogliamo, e dopo correggetemi se sbaglio. Sono indicate, diciamo così, in maniera molto ironica, devo dire la verità, facendo riferimento, questi sarebbero i macaron, no? Se non mi sbaglio, tutte le, come posso dire, non i problemi, ma i segnali. Ecco, sì, tutti i segnali che dovrebbero in qualche modo preoccupare, insomma, o comunque, non vorrei usare un termine eccessivo, ma comunque far scattare qualche campanello d'allarme. Quindi, non so, arrossamenti, noduli è forse la cosa più nota, anche perché dopo poi molti tendono a chiamare nodulo qualunque cosa, poi insomma scientificamente sono cose differenti, ma insomma, quello è indurimento, vene cutanee visibili, alterazione della forma, insomma, tutte queste cose segnalate in modo ironico, ecco, insomma. Io ci tengo a dire una cosa a riguardo, perché altrimenti rischia di scattare un panico controproducente, che chiaramente queste sono indicazioni, ma noi non è che stiamo necessariamente cercando un carcinoma all'interno del nostro corpo. No. E noi cerchiamo se ci sono delle variazioni, delle mutazioni nell'arco del tempo, nel senso che l'autopalpazione è una pratica gratuita e che si conduce mensilmente, una volta al mese, in autonomia e in una fascia precisa del mese, quindi se si hanno le mestruazioni tra il 7° e il 14° giorno, se non si hanno le mestruazioni, che quindi vuol dire menopausa, pillola, corpo biologicamente maschile, il 1° giorno del mese, semplicemente per ricordarsene e avere uno standard. Però noi non è che, ad esempio, se
scopriamo di avere un capezzolo retratto, diciamo, oddio, quindi mi sta succedendo qualcosa. Magari si è nati o nate così. Sì. L'importante è iniziare a notare se c'era il mese precedente questa cosa e se non c'era, valutiamo un attimo che succede e nel caso ci si rivolge appunto al medico o alla medica di famiglia. Ecco, qui c'è sempre quella questione di cui noi discutiamo abbastanza spesso, no, professoressa? Cioè, quanto dobbiamo... È il nostro corpo che in ogni caso qualche cosa ci dice. Dobbiamo essere attenti a queste cose e lì subentra un po' come dire, il carattere di ognuno di noi, perché c'è magari chi soccombe alla paura, c'è chi in maniera completamente opposta dice ah bon va bene, tanto passa, e quindi lì c'è anche questo, cioè bisogna anche lavorare un po' sul nostro carattere, sul nostro modo probabilmente anche di affrontare la vita. Questo certamente, ma io credo che noi dobbiamo riferirci al fatto che la preoccupazione la dobbiamo riconoscere come una cosa normale che sorge nel momento in cui notiamo qualcosa di diverso. Sì. Però questo non è necessariamente sinonimo di qualcosa di grave, però è sinonimo di diciamo un cambiamento che comunque va discusso con chi è lo specialista, che ovviamente a seconda di quello che è diciamo, il cambiamento che si nota saprà sicuramente indirizzare agli approfondimenti giusti, se sono necessari, oppure semplicemente dirà non è niente di grave e semplicemente si tiene sotto controllo, oppure si fanno altri esami, ma per semplicemente accertare che non si tratta di nulla di preoccupante. Quindi è vero che le nostre emozioni condizionano, soprattutto le nostre paure condizionano il nostro atteggiamento, ma noi vogliamo esortare tutti e tutte a non aver paura, perché la cosa migliore è sempre conoscere quello e riconoscere quello che c'è e poi affidarsi a chi ovviamente ha la competenza per dirci di che cosa si tratta, perché questo alle volte può fare la differenza. Una diagnosi molto precoce, l'abbiamo detto fino allo sfinimento, nel caso in cui purtroppo si tratti di qualcosa di più impegnativo, però porta dei vantaggi enormi in termini di cure, certo, compresa la guarigione che è ovviamente possibile nei casi molto precoci. Voglio dire ancora una cosa di questa brochure, che noi siamo anche molto orgogliosi perché ha avuto la revisione scientifica della nostra Breast Unit di Trieste, certificata EUSOMA, quindi a livello europeo. Ecco, lo faccio vedere. E quindi diciamo è un punto che mi permette di sottolineare quanta attenzione è stata messa nella realizzazione di questa brochure, non solo per la parte comunicativa, ma anche per i contenuti, come è ovviamente sempre nell'ambito di tutte le cose che noi facciamo, che ci mettiamo la massima cura anche dal punto di vista professionale. Quindi veramente direi che è una brochure da consultare, soprattutto per le giovani. Avete in animo altre iniziative come sì, ce la puoi fare. Come Breakfast Club? Breakfast Club. Allora, questa è la prima attività che abbiamo creato come collettivo. Perché mi dicevi che siete nati da un annetto circa. Da un anno, no? Esatto, e diciamo l'obiettivo era questo, era spiegare il processo dell'autopalpazione. Il piano che c'è in mente al momento è di fare ogni anno una nuova edizione.
i cui contenuti scientifici, salvo aggiornamenti appunto in ambito medico, rimangono invariati, ma l'interpretazione, proprio l'esposizione, se vuoi, artistica, varia, perché abbiamo pensato di utilizzare come canale appunto quello della comunicazione e dell'arte, perché è quello da cui veniamo noi. Sì, certo, In fin dei è più conti. semplice. In questo modo più che altro possiamo intercettare delle persone che non pensano che riguardi anche loro questa pratica, cioè il fatto di dire esiste e verrà lanciato il 31 di gennaio un bando artistico che è aperto a persone che facciano indifferente fumetto, fotografia, disegno, veramente potrebbero venirmi in mente altre cose ma ovviamente non mi vengono in questo istante, grafica chiaramente, che vogliono candidarsi e che lavoreranno gratuitamente perché è tutto pro bono, è appunto un collettivo di carattere appunto di volontariato, e che vogliano cimentarsi nell'illustrazione della prossima edizione. Quella di quest'anno è stata fatta da una fotografa pordenonese che si chiama Anna Corai e la grafica è stata curata da Marco Petrucci, che è stato il primo ragazzo a unirsi al collettivo, non siamo solamente ragazze appunto, e in arte si chiama Testi Manifesti, e quindi questo è il risultato della prima edizione. E poi un po' alla volta lo capiremo, perché di fatto sono necessità anche ondivaghe quelle che un po' alla volta verranno a crearsi. Al momento ci tenevamo a parlare, a restituire quella che è stata la nostra esperienza e dire che bisogna parlarne. Tra l'altro mi veniva in mente, no, quanto è poi importante anche che delle proprie esperienze, poi dopo è vero, ognuno sceglie se raccontare le proprie esperienze o meno. Io non ho nessun problema a raccontare la mia, però è successo, per esempio, leggevo in questi giorni che dopo che il Re d'Inghilterra ha reso noto quello che è il suo problema, che come si dice, le richieste di consulto per la prostata in Gran Bretagna sono cresciute del 1000 e che non riesco nemmeno a capire che cos'è il 1000, 100 volte, non arrivo a capire, è inutile matematica, queste cose qua non sono il mio forte. Quindi voglio dire, è importante che di certe cose appunto si parli, poi dopo ognuno appunto sceglie se farlo o meno, perché delle volte parlare pure esorcizza. Certo, sicuramente. Ma diciamo che quello che è stato fatto in questa regione, che è promotrice di questo bellissimo, come l'ILT, di questo bellissimo progetto, è stato proprio quello. Le ragazze hanno visitato ogni provincia con un evento dedicato, proprio perché la possibilità di essere testimonial anche nell'ambito di una discussione, che poi c'era anche sempre un medico senologo che spiegava la parte medica in tutte le sue sfaccettature, ma soprattutto c'era anche la parte appunto di chi ha ideato questo progetto, questo collettivo, che si è messo in gioco proprio come testimonial nell'ambito di questi eventi, e questo è estremamente importante. Noi questa modalità l'abbiamo assolutamente appoggiata, sposata e divulgata anche a livello nazionale con la LILT Ente Pubblico, e noi abbiamo sostenuto questo progetto nell'ambito di un progetto di rete che abbiamo su tutta la nazione con alcune realtà, l'ILT in particolare di alcune regioni della Campania e della Toscana e anche della Sicilia, e questo è già un punto di partenza molto molto importante. Quindi sono queste buone pratiche pro bono, dove i giovani si mettono in gioco, che secondo me fanno la differenza, ma proprio come ricchezza di offerta, di contenuto nella sua accezione di utilità sociale, è secondo me virtuosissimo. Quindi io spero che questo diventi un modello per tante altre iniziative
che siano di questo tipo o di altro, ma fatte dai giovani, perché questo è estremamente importante. Quindi noi non possiamo che essere orgogliosi, e siamo stati talmente orgogliosi di presentarlo alla Lilith Ente Pubblico che l'ha subito messo in evidenza nelle Su News, e ovviamente noi l'abbiamo fatto già veicolare a livello nazionale. E da quanto tempo siete, diciamo così, usciti con la brochure, eccetera? È proprio una cosa recentissima? È recentissimo, abbiamo fatto una sorta di anteprima al concerto dei Sic Tamburo al Capitol di Pordenone, perché Elisabetta... Sic Tamburo? Sic Tamburo, sì. Elisabetta, che era la bassista, è venuta a mancare qualche anno fa proprio di carcinoma mammario, quindi loro sono molto solidali rispetto alla causa e ci hanno permesso di, insomma, fare proprio volantinaggio prima del concerto lì davanti, e devo dire che già lì c'è stata una prima risposta importante, una sorta di prova generale rispetto a questi 4 eventi che ci sono stati poche settimane fa, in realtà 2 settimane fa, tutti concentrati in un weekend. Dal 12 al 14 di gennaio. Volevamo appunto arrivare prima di scavallare la seconda metà del mese. E quindi sì, è da poco. Le brochure saranno distribuite? Allora, si potranno in qualche modo anche richiedere? Come funziona? Abbiamo adottato proprio una strada nuovamente di gratuità e diffusione massima possibile, perché al momento sì, le copie che abbiamo tra le mani cartacee, che sono appunto state stampate grazie alla Lilith, sono praticamente finite quelle che abbiamo stampato, anche perché non ci aspettavamo una risposta simile. Abbiamo chiesto alle persone che sono venute agli eventi di farsi, se lo volessero, ambasciatori e ambasciatrici, quindi di prenderne un po' e andarle a portare nel bar di fiducia, nella palestra, quindi di parlarne alle proprie amiche e ai propri amici. Sul sito, perché esiste un sito che è breastfastclub.org, si può scaricare la versione in PDF, quindi la versione digitale, e si può richiedere a noi, appunto al collettivo, la versione invece stampabile. Quindi chiunque voglia può, a spese sue, stamparsene quante copie vuole, con la grafica giusta, appunto, con il fatto di trasformarla poi in un pieghevole, perché il nostro obiettivo era proprio quello di dire: a noi non interessa che rimanga tra di noi, per noi, o siamo gelosi. Esatto, che ne abbiamo il controllo. Chi vuole lo può prendere e stampare e diffondere dove vuole, nella sua associazione, nella sua realtà, nel proprio ambulatorio. Quindi l'idea è questa. E questo di farla circolare. Sì, quindi chiunque lo volesse lo può trovare, scaricare, anche stampare a casa, in bianco e nero, tanto non cambia. E poi oppure se vuole la brochure così si riferisce alla Lilith di Trieste. Anzi, su questo io volevo aggiungere brevemente che se qualche giovane biologicamente, con un corpo biologicamente femminile o un corpo biologicamente maschile dovesse avere qualche problema, qualche dubbio, qualche perplessità, noi siamo a disposizione, come sempre, con tutta la nostra professionalità specifica in questo caso, per ascoltare, ovviamente indirizzare e fugare qualsiasi dubbio. Adesso lei sa, no, che cosa sto per dire, perché non l'ho detto finora, ma io lo dico ogni volta. È bene che anche proprio i maschi facciano l'autopalpazione. Certo. Io capisco benissimo, l'ho detto un sacco di volte, che parlare dell'autopalpazione del seno è una cosa, parlare dell'autopalpazione dei testicoli è un'altra cosa. C'è una certa pruderie, eccetera, eccetera. Però, insomma, se l'autopalpazione ti salva la vita, che sia un seno o che sia un testicolo, è inutile andare andare troppo per il sottile. Fate anche la palpazione del testicolo. Si può fare anche addirittura, noi maschi, insomma, questa fortuna di poterla fare tranquillamente sotto la doccia, senza... Anche quella del seno, anche si può fare sotto la doccia. Anche quella del seno, sì, questo facciamo anche una di coppia, ecco così. Adesso fermiamoci qui, perché sennò... Però, insomma, vuol dire, è importante anche per gli uomini, perché, insomma, se io non avessi fatto... Adesso non voglio buttarla sul tragico, se io non avessi fatto l'autopalpazione probabilmente non sarei qui, quindi fatela perché serve assolutamente. E abbiamo ancora tempo per un'ultima, qua con questo orologio non capisco più niente, ma comunque per un'ultima riflessione. E anche qui
sappiamo, no, che il periodo pandemico ha un pochettino, come dire, ha influito negativamente sulle abitudini collegate alla prevenzione. Sta cambiando qualche cosa o ancora c'è bisogno di strada da fare? No, c'è bisogno di tanta strada ancora da fare. Siamo rimasti molto indietro, diciamo qui nella nostra regione probabilmente meno indietro di altre regioni italiane, ma la situazione a livello non generale è tornata, è drammatica. Quindi non so quando riusciremo a recuperare diciamo, ciò che si è fermato. Quindi a maggior ragione serve che ci sia un contributo proprio attivo del cittadino e ovviamente tutta la rete anche associativa di competenza, ovviamente una rete competente, proprio per cercare di non trascurare quella che è la prevenzione a livello generale, prevenzione in tutti i sensi come stili di vita e ovviamente prevenzione anche come diagnosi precoce. Quindi ritornare alle abitudini che avevamo è imperativo, quindi aderire ai programmi di screening finché sono di qualità come la nostra regione, ma soprattutto non dimenticare mai di non trascurare i segnali che il nostro corpo ci mostra. Avete lavoro, insomma, se volete anche fare qualcosa per convincere la gente a partecipare agli screening, insomma. Assolutamente sì. Questo è un inizio, insomma. Intanto abbiamo spiegato quali sono i sintomi e quali sono i gesti da operare. Allora, io ringrazio Laura Samani del Breast Fast Club, ce l'ho detta, alla fine l'ho detta. Fatta. Alla fine, insomma. E la professoressa Bruna Scaggiante, che è la coordinatrice regionale della LILT. Grazie. Chiudiamo questa puntata di Trieste in diretta. Vi ricordo che noi torniamo domani, come sempre, alle ore 18. Se non ho visto male, fra l'altro, domani avremo ospite il direttore generale di Asugi, Antonio Poggiana, con il quale parleremo anche della questione dei consultori, che è di dominio pubblico, ma insomma magari proveremo anche ad affrontare con lui anche questo aspetto. Insomma. Grazie a tutti, buona serata e arrivederci.